Francesco Petrarca non fu il primo poeta a cantare la bellezza dei colli euganei e certamente non fu l'ultimo. Dopo di lui, anche grazie a lui, diversi autori si stabilirono in questi luoghi o li descrissero nelle loro opere. Arquà fu celebrata da Ugo Foscolo nelle ultime lettere di Jacopo Ortis. Finì nel fuoco di Gabriele D'Annunzio. Vittorio Alfieri scrisse un sonetto celebrativo su una parete della casa del poeta. Anche Lord Byron, nel Pellegrinaggio del giovane Aroldo, descrive la tomba di Petrarca e il borgo. Qui siamo al Castello del Cataio, lungo il canale Battaglia, costruito tra 1100 e 1200 per collegare i Colli e Padova, percorso nei secoli da molti scrittori e artisti di passaggio per il Grand Tour. Di passaggio, appunto, finché proprio Lord Byron non decise di scendere dalla barca e prendere in affitto un'intera villa a Este. A Villa Byron abitarono però alla fine l'amico Percy Shelley con la moglie Mary. Qui il poeta scrisse alcuni suoi capolavori, Il Prometeo liberato, Julian e Maddalo, e nel 1818 concepì i versi scritti fra i colli euganei. Fra i monti euganei mi trovai e ascoltavo il peana che legioni di cornacchie alzavano al maestoso sorgere del sole. Raccolte in circolo, con ali tutte bianche e di brina, per la rugiadosa nebbia si librano, ombre grigie, finché il cielo orientale esplode. Prima di lui, però, a dare fama a questa città, dalla quale prese il nome la dinastia degli Estensi, fu Ludovico Ariosto, che nel 1532 la celebrò nell'Orlando Furioso. Fra l'Adice e la Brenta, a piede colli, ch'al troiano Antenor piacqueano tanto, con le sulfuree vene e rivi molli, con lieti solchi e prati ameni accanto, dirà Carlo in latino: Este, signori qui, quando faragli il dono, nel secolo futur, nominato Este, sarà il bel luogo, con augurio buono.